Passiamo all'interrogazione numero 126, Bianchi, Dal Zovo, Fratolin, Sergo, Ussai. Risponde l'assessore Peroni. L'interrogazione si compone di 12 domande puntuali, per cui seguirò uno schema appunto pari a quello dell'interrogazione, quindi seguirò appunto domanda per domanda con specifica risposta. Prima domanda: se è vero che il direttore generale di Banca Mediocredito rappresenti un costo aziendale pari allo stipendio del Presidente degli Stati Uniti, 298.000 euro nel 2013. Banca Mediocredito, in data 13 marzo 2014, ha ottemperato la richiesta di finanziaria MC con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 10 del 2012. Dalle evidenze fornite risulta che il direttore generale per l'anno 2013 ha percepito una retribuzione imponibile previdenziale pari a 215.882 euro. Seconda domanda: se è vero che tutti i bilanci chiusi in perdita siano frutto della gestione dell'attuale direttore generale? Non risulta che i bilanci chiusi in perdita negli anni 12 e 13 siano frutto dell'operato dell'attuale direttore generale. Le perdite sono infatti il risultato di rettifiche di valore su crediti erogati in esercizi precedenti, come si è rilevato anche dai documenti presentati in sede di commissione consiliare. 3. Se è vero che l'attuazione del piano industriale predisposto dal direttore generale del CDA abbia comportato una perdita di 62 milioni di euro a fronte di una perdita prevista di soli 9 milioni. Si precisa che la previsione di una perdita di circa 9 milioni di euro per l'esercizio 2013 era contenuta nel piano industriale 2013-2016 elaborato dalla Banca nei mesi di aprile e maggio dell'esercizio e approvato dal Consiglio di amministrazione il 5 giugno 2013. Tale previsione scontava un costo del rischio di credito, accantonamenti rettificativi dei crediti, stimato sulla base dell'andamento del portafoglio crediti deteriorati del 2012 e del risultato di esercizio del 2012. La previsione considerava per il 2013 un flusso di nuove sofferenze pari a complessivi 65 milioni di euro e un accantonamento rettificativo di 30,5 milioni di euro. Successivamente la Banca, alla luce del deterioramento del portafoglio crediti rilevato nel corso del primo semestre 2013 e del confermarsi delle prospettive negative del mercato immobiliare e quindi dei valori cauzionali, ha deciso di rivedere le proprie politiche di valutazione dei crediti in termini più prudenziali. Le nuove regole di valutazione del portafoglio crediti deteriorato sono state approvate dal Consiglio di amministrazione a settembre 2013. Gli effetti si sono prodotti già sul risultato del primo semestre 13, che ha chiuso evidenziando una perdita di 23 milioni di euro. La Banca d'Italia, nel corso della visita ispettiva svolta dal 26 novembre 13 al 14 marzo di quest'anno, ha prescritto di rivedere ulteriormente i criteri di valutazione utilizzati dalla Banca. In particolare, la modifica apportata ha riguardato l'utilizzo del valore di pronto realizzo dei beni immobili al posto di quello cauzionale, già previsto dalla regolamentazione interna, nelle valutazioni riferite al portafoglio crediti deteriorati. L'entità della perdita registrata nel bilancio 2013 deriva in effetti da rettifiche di valore su crediti e beni leasing per complessivi 103 milioni di euro rispetto alla previsione originaria di 30,5 milioni di euro. 4. Se è vero che nel triennio 2011-13, pur assumendo un minor numero di delibere rispetto al passato, il CDA si sia autoconvocato 2 volte al mese anziché una come da prassi consolidata. L'articolo 15 dello Statuto della Banca prevede che il Consiglio di amministrazione si riunisca di regola almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che se ne presenti la necessità. Le sedute del Consiglio di amministrazione nel corso dell'ultimo triennio sono state le seguenti: anno 2011 18 sedute, anno 2012 17, anno 2013 19. Quale aggravio, domanda 5, di costi abbia comportato questo raddoppio di autoconvocazioni per la suddetta banca? Non risultano significativi aggravi di costi nell'esercizio 13, anno 2011 636.000, anno 2012 593.000, anno 2013 624.000. 6. Se è vero che Banca Mediocredito abbia proceduto anteriormente al 2012 a indire un concorso, una selezione per conferire un incarico di consulenza legale e che l'esito di tale concorso, vinto da uno studio legale pordenonese, non sia mai stato reso pubblico.
Anteriormente al 2012 non è stato indetto alcun concorso, effettuato alcuna selezione per conferire un incarico di consulenza legale. Nel 2012 è stato siglato con uno studio legale un accordo di consulenza e assistenza legale stragiudiziale continuativa che prevedeva corrispettivi orari prefissati e prestazioni da rendere solo a richiesta della banca. L'accordo prevedeva una durata dal 1 agosto 2012 fino al 28 febbraio 2013, successivamente prorogata fino al 30 giugno 2014. 7. Se è vero che, dopo la decisione della Giunta regionale di conferire i 100 milioni, il direttore generale abbia determinato di procedere al conferimento di un ulteriore incarico di assistenza e consulenza giuridica nel settore del contenzioso, prevedendo per lo stesso un compenso eccessivamente elevato. Non risulta assegnato alcun ulteriore incarico di assistenza e consulenza giuridica specifica nel settore del contenzioso dopo la decisione della Giunta regionale di sottoscrivere la recente richiesta di aumento di capitale della banca. La banca si avvale dell'accordo con lo studio legale di cui sopra, quale supporto tecnico-giuridico nella gestione delle posizioni creditizie a sofferenza con implicazioni garantistiche di ordine pubblico. 8. Se è vero che detta consulenza sia stata assegnata ad uno studio legale individuato da Mediocredito senza procedere ad alcuna ricerca di mercato, per il che rimando ai 2 punti precedenti. 9. Se è vero che, pur in presenza di centinaia di milioni di euro di sofferenze, tale recente incarico sia stato disposto per analizzare operazioni garantite dai consorzi Garanzia Fidi e operazione del FRIE, operazioni cioè che per loro natura non destano preoccupazioni sulle garanzie. Sono state richieste allo studio legale di cui al punto 6 specifiche analisi ed approfondimenti normativi con riferimento a garanzie ricevute da consorzi di Garanzia Fidi, a seguito di specifiche problematiche emerse in sede di escussione di alcune garanzie consortili da parte della banca e di controgaranzie regionali da parte dei consorzi di Garanzia Fidi. 10. Quale sia il nome dello studio legale incaricato e se sia già stato incaricato in passato, anche per adempiere a compiti per i quali sussistono competenze interne. Tutti i nominativi consulenziali saranno oggetto di trasparente informativa ai sensi della legge 190/2012, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione del 14 febbraio 2014, avente ad oggetto ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza. La banca si dovrà conformare a tali disposizioni normative essendo da fine aprile 2014 qualificata quale società a controllo pubblico. Gli eventuali specifici incarichi vengono conferiti in ambiti nei quali non sono presenti competenze legali specifiche interne alla banca. 11. Se è vero che Mediocredito, pur a fronte di risultati di gestione negativi, stia continuando ad assegnare incarichi in campo commerciale e si stia apprestando a compiere nuove assunzioni nel settore commerciale in totale assenza di rinnovamento e strategia. A seguito della recente approvazione del piano strategico 14-16 rivisto ed anche al fine di una sua completa attuazione, è stata indetta una ricerca di personale nel settore commerciale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 10 del 2012. 12. Con quali modalità verrà effettuato l'aumento di capitale e la fissazione del prezzo delle azioni? Il piano di rafforzamento patrimoniale della banca, discusso con l'autorità di vigilanza nel corso della recente visita ispettiva, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della banca nella seduta del 3 aprile scorso e sarà attuato mediante a. L'esecuzione di 2 distinte operazioni di aumento di capitale scindibile a pagamento per complessivi 50 milioni di euro. B. L'emissione per un controvalore complessivo massimo di 50 milioni di euro di obbligazioni subordinate riservate in sottoscrizione a investitori istituzionali o ai soci, computabili tra i fondi propri ai sensi di quanto previsto dalla parte 2, titolo primo del regolamento comunitario 575 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante requisiti prudenziali per gli enti di credito e le imprese di investimento. Relativamente all'aumento di capitale sociale a pagamento riservato ai soci della banca, l'operazione ottenuta da Banca d'Italia e il provvedimento di accertamento previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 385 del 93 e non è ancora avvenuto il provvedimento autorizzatorio, sarà sottoposta all'Assemblea straordinaria. Grazie. Chi risponde per la replica? Consigliera Bianchi, prego. Grazie.
Grazie. Grazie Assessore, devo dire che siamo soddisfatti dalla risposta. Volevo precisare che questa interrogazione è stata presentata qualche giorno prima dell'audizione avuta in Commissione, durante la quale audizione alcune delle domande avevano già in qualche modo ricevuto risposta. Se è possibile, rispetto alla risposta al punto 10, cioè in merito all'applicazione delle procedure sulla trasparenza della banca, se ho capito bene nella risposta, a seguito degli interventi normativi si applica a partire dalla fine di aprile del 2014. Sì. Quindi questo significa che prima non era soggetta o non era chiaro come fosse soggetta, cioè è stato precisato e quindi da quel momento in poi ok, perfetto, e quindi è tra l'altro successiva alla presentazione della richiesta. Grazie. Grazie.